Siamo nel Museo Etnografico di Arezzo per presentare il libro di Gianni Pava, I prodotti secondari del bosco. Piante ed erbe alimurgiche, conciarie, da intreccio, mellifere, officinali e tintorie di Sardegna. Alfa Editrice. Io sono Armando Magia, curatore del sistema museale di Arezzo, Ecomuseo della Montagna Sarda o del Gennargentu, un sistema museale diffuso nello spazio che si compone di 4 siti, di 4 strutture, il cui oggetto è la documentazione e lo studio della cultura materiale e immateriale delle comunità di montagna, o come si diceva poc'anzi del Gennargentu e di Arezzo in particolare. Comunità che, come è noto, sono a struttura socioculturale agro-silvo-pastorale, con dominante pastorale, innervate però da una robusta componente mercantile. Allora, struttura appunto socio-economica, come dicevo, ad orientamento evidentemente molteplice, variegato, diversificato, al punto da fugare l'ipotesi che spesso è stata facciata in un senso comune abbastanza diffuso di società animaliste con un rigido esclusivismo che tende a rigettare ogni speculazione, ogni interesse di tipo vegetalista. E una introduzione questa ritengo importante perché è utile o addirittura necessaria a svelare il motivo della presentazione di questo libro, I prodotti secondari del bosco, presso un museo di natura demo-etnoantropologica e non presso una biblioteca o una libreria come oggi si è soliti fare. Anche perché il museo di Arezzo appunto ha tra i suoi oggetti di indagine anche la conservazione, la raccolta, il consumo e addirittura anche lo smercio delle essenze vegetali. Vorrei ricordare a questo proposito, a titolo esemplificativo, che negli anni 20 e 30 del secolo scorso proprio Arezzo era uno dei centri principali del Gennargentu, uno dei centri di raccolta di alcune essenze officinali molto importanti, tra cui la digitale, la genziana lutea, che venivano poi inviate nella penisola per la trasformazione farmaceutica. Questo senza nulla togliere appunto al fatto che la presentazione di un libro è sempre un fatto meritorio e nobile, qualunque sia la sede in cui viene promosso, insomma. Allora, detto questo, appunto, nessuna anomalia, pertanto, e nessuna difficoltà o forzatura nel presentare questo libro che ha come oggetto le piante e le erbe che vengono pertinentizzate come sottoprodotti del bosco, fruiti e fruibili tuttora dalle comunità umane isolane e che rinviano e pertengono, pertanto, a mio avviso, non solo al dominio esclusivo della botanica, ma a quella disciplina più ampia che è appunto l'etnobotanica. Il libro, secondo me, abbozza infatti una etnografia delle erbe e delle piante. Di ogni specie mi è sembrato di capire, anche se io l'ho letto così molto in fretta, viene recato come dire, il nome scientifico, la versione in italiano, ma anche le diverse varianti linguistiche sarde e quella vernacolare. Segno questo evidente di una sensibilità appunto per i saperi e le pratiche locali che vuole indurre o che può comunque indurre una riflessione antropologica sulla trasmissione dei saperi, sullo stato della conoscenza oggi tra le diverse generazioni relativamente a queste erbe spontanee. E sul loro uso, sia pure residuale, che viene fatto ancora perlomeno presso le comunità più conservative o presso alcune fasce sociali di queste comunità. E oserei dire anche un'altra cosa, anche sulla possibilità di una loro regolare coltivazione per farne probabilmente, non lo so, una fonte aggiuntiva di reddito. Questo ovviamente riattualizzando nella coscienza di oggi tutta una serie di conoscenze, di pratiche che in parte erano già note e che non sono andate completamente
dissolte, grazie anche all'opera di libri come questo, che sono riusciti e che coniugano appunto il discorso prettamente scientifico con un discorso che proviene da una sedimentata sapienza popolare. In questa formula io ritengo che risieda uno dei pregi, i pregi sono tanti, ma uno dei pregi del libro risiede proprio in questo fatto qui. Anche se, devo dire, mi restano tutta una serie di curiosità che rimangono inappagate, io vorrei a questo proposito fare delle domande all'autore, che potrà parlare diffusamente del libro, per vedere un po' se riesco a soddisfare questa mia curiosità. Allora, una cosa che mi ha incuriosito è questa, posto che in una ricerca, in una pubblicazione di carattere scientifico non può mai rientrare tutto. La trascelta dei dati disponibili sul campo d'indagine guida sempre l'operazione scientifica in qualunque tipo di opera di questo genere. Io sono rimasto però incuriosito dall'assenza di alcune essenze che ritenevo fossero piuttosto familiari alla pratica, alla conoscenza popolare. E allora mi chiedevo a questo punto quale filtro ha guidato appunto questa selezione e la stesura del libro. Passo il microfono. Sono la presidente della società Giuramento che gestisce il sistema museale di Arezzo. La prima domanda che rivolgiamo a Gianni è questa, oltre alla domanda che poi risponderà a quella domanda di Armando. Ma cosa ti ha spinto a scrivere questo libro dedicato proprio alle piante secondarie del bosco? Sì, innanzitutto il grande amore che io nutro per la natura e per la botanica in particolare, ma soprattutto l'aver constatato che le conoscenze ed il patrimonio socio-culturale, che in passato si presentava saldamente radicato nella tradizione sarda per quel che attiene proprio all'etnobotanica, ovvero a quel rapporto stretto tra l'essere umano e il mondo vegetale, è venuto scemando in maniera anche abbastanza seria e drastica. Mentre in passato si aveva la trasmissione diretta di generazione in generazione della conoscenza e delle pratiche proprio delle pratiche fitoterapiche, oggi ciò non esiste più, oppure è estremamente limitato. Ed è una perdita di incalcolabile valore e mi auspico quindi che si abbia nuovamente un ritorno alla natura nelle sue più diverse componenti. Posso rispondere un attimo anche ad Armando, per passare poi al resto. Bisogna tener conto che la flora sarda ha quasi 2500 componenti. Una gran parte propria anche ad altre regioni d'Italia, una buona fetta invece endemica della Sardegna e della Corsica, alcune invece che sono presenti solamente in Sardegna. E gran parte di queste, ha ragione Armando, hanno interesse in alcuni diversi settori, da quello prettamente fitoterapico a quello mellifero, a quello tintorio conciario, però trattarle tutte significherebbe preparare un'opera enciclopedica, per capirci. E allora mi sono limitato ad alcune cose, spiegherò poi perché. Mi sono limitato, come dicevo, alle essenze che trovano o pratico impiego nella medicina popolare, a quelle in campo tintorio, in campo conciario, alle essenze mellifere e a quelle in particolare alimurgiche, cioè quelle che trovano impiego in cucina. E non sono poche. Non sono poche perché soprattutto nel passato
si faceva riferimento proprio nelle comunità rurali e soprattutto anche nei periodi di carestia all'uso delle erbe spontanee. Basti ricordare per esempio qui ad Arezzo le castagne, che erano la base alimentare della nostra popolazione, sia come castagne sia come farina. Al lentisco, ai frutti del lentisco, per trarne un olio particolare, l'istincu, che veniva utilizzato dalle famiglie più povere, oppure in quelle annate in cui si aveva una scarsa produzione di olive, i frutti del mirto, le radici della cicoria selvatica, in alcuni casi della carota selvatica e tante altre in campo limurgico. Però perché ho voluto intitolare il libro I prodotti secondari? Per una questione abbastanza semplice, perché le scienze economiche, ivi compresa l'economia forestale, considerano secondari, i prodotti secondari, tutti quelli spontanei del bosco di un qualche interesse economico, però diverse dalla produzione primaria, che era e rimane in gran parte quella della materia prima legnosa e che da sempre ha rappresentato l'elemento di assoluta preeminenza ritraibile dal bosco. Da sempre, ma non sempre in egual misura, perché ultimamente il bosco è venuto ad assumere altri importanti ruoli, da quello prettamente ecologico a riserva, struttura ugualmente socio-economica. E da ciò discende che sia in misura notevole variata anche l'entità e la natura dei prodotti che dal bosco noi ritraiamo. E ciò è dovuto essenzialmente al variare delle condizioni economiche delle popolazioni e al continuo progredire anche delle conoscenze tecnologiche e scientifiche. Dicevo che sono diverse le componenti a cui si fa ricorso. Però col migliorare, ecco il fattore negativo, col migliorare delle condizioni economiche delle persone, delle comunità, con l'aumento della produttività dei terreni coltivati, con conseguente incremento anche delle risorse economiche a disposizione, è venuta a mancare la necessità di soddisfare un bisogno primario andando a raccogliere le essenze naturali nel bosco. E ciò ha comportato un elemento alquanto negativo, perché abbiamo avuto la perdita della conoscenza collettiva delle potenzialità alimentari di molte di queste specie e che solo fino a qualche tempo prima avevano garantito la sopravvivenza stessa di molte popolazioni. Oggi, per dirla tutta, sono diventate quasi un di più, una sorta di elemento su cui sperimentare e non più come un fabbisogno essenziale. E non diverso è anche il discorso relativo alle altre scienze, a un'altra categoria, per esempio quello dei prodotti secondari, cioè le piante officinali. Con questo termine si intendono sia le piante medicinali usate nella fitoterapia che le piante aromatiche e da profumo. Perché si chiamano officinali? Perché in passato venivano utilizzate e lavorate dallo speziale, che in effetti era un monaco benedettino che operava nella officina, cioè il luogo dove venivano trasformate in medicine, per capirci. Veniva chiamato monacus infirmarius.
coltivava proprio l'orto dei semplici, perché queste essenze venivano definite semplici. E anche il loro utilizzo ha conosciuto alti e bassi. Purtroppo, come dicevo in apertura, molte di queste proprietà sono svanite, perché ormai sono pochi quelli che fanno riferimento alle essenze, ma non solo in campo alimurgico, anche nelle altre essenze. Fortunatamente, almeno in questi ultimi tempi, almeno in qualche area, si stanno riscoprendo alcune di queste erbe, per esempio in campo dell'intreccio, l'arte dell'intreccio antica quanto il mondo. Fortunatamente in molti centri ancora si opera e hanno riscoperto, per esempio nella zona di Olzai, a Flussio, a Ollollai, a San Vero Milis e in diverse zone dell'Oristanese, dove si fa riferimento però soprattutto a specie palustri, perché in quell'area sono presenti molti stagni e lagune e quindi fanno riferimento per l'intreccio a queste specie. Mentre invece in tutto il resto della Sardegna l'essenza più usata era l'asfodelo. L'asfodelo che veniva utilizzato in ogni centro dell'isola e in alcuni centri ancora oggi viene impiegato. Naturalmente per l'intreccio erano possibili numerosissime scelte. Nelle nostre aree, per esempio, i virgulti del nocciolo erano perfetti, i salici e tante altre. Per quanto riguarda il campo tintorio, ancora oggi fortunatamente, anche se in misura assai limitata, abbiamo ancora centri in cui si tinge al naturale. Abbiamo per esempio a Samugheo, a Busacchi ancora oggi il costume delle donne viene colorato al naturale, in molte aree della Gallura, a Tiana dove abbiamo ancora la gualchiera, dove si lavorava l'orbace, che era compito però dei maschi, mentre alle donne competeva e ancora compete il compito di colorare l'orbace. Ancora a Tonara, a Nule, a Mogoro, ad Azzara per esempio fortunatamente è stato riscoperto e addirittura hanno aperto un laboratorio tintorio che è ancora in piena attività. Altre specie che utilizzano, per esempio, le vedremo anche a breve, una particolarità è data dalla buccia della cipolla rossa, che viene ancora utilizzata in molti centri, per esempio a Tonara, a Samugheo, a Usidda, a Nule, per ottenere un colore aranciato della lana. Non mi sono... Ho detto che tra le tante cose c'era appunto quello della concia, quello alimurgico, e non mi sono invece soffermato su un aspetto particolare, che è quello legato al mondo magico-religioso, perché in alcuni casi si faceva riferimento proprio alle essenze spontanee in questo particolare settore. Faccio un unico esempio per non andare oltre. L'utilizzo dell'iperico. Ipericum perforatum, abbiamo due specie di iperico, Ipericum perforatum, che è quello più diffuso e che troviamo nelle zone più aride, che è conosciuto come iperico per l'appunto e come cacciadiavoli. È erba di San Giovanni. Perché erba di San Giovanni? Perché la tradizione popolare voleva che questa essenza venisse raccolta proprio nel giorno di San Giovanni, cioè il 24 di giugno. E quindi il nome volgare erba di San Giovanni è legato al giorno in cui veniva raccolta. Cacciadiavoli.
l'altro nome. Perché? Perché la tradizione voleva che alcuni rametti di questa pianta venissero legati alla porta d'ingresso della casa per impedire l'accesso al diavolo. Però vi erano nella tradizione popolare anche altri utilizzi. Le giovani ragazze non ancora fidanzate prendevano rametti della pianta, le mettevano sotto il cuscino, convinte di poter sognare il volto del futuro fidanzato. Quelle invece già fidanzate appendevano 2 diversi rametti al camino. Quando questi si asciugavano, se si curvavano l'uno verso l'altro, significava che il fidanzamento era sicuro e si perveniva quindi a nozze. Però questi sono argomenti che richiedono un trattamento a sé, perché sono tantissime le specie, e quindi in questo non l'ho trattato. Però ci sto lavorando, insomma, anche al settore magico o religioso. Campo mellifero. Fortunatamente la Sardegna ha numerosissime specie che vengono visitate dalle api. In particolare abbiamo 2 o 3 mieli. Uno è il miele di castagno, particolare perché miele amaro e se ne produce in gran quantità. Un secondo è il miele di corbezzolo. Anche il miele di corbezzolo è un miele amaro e la Sardegna al mondo è la principale produttrice di questo tipo di miele. Poi ne abbiamo un altro, sono tantissimi, ma mi limito a questo. Il miele della lavanda selvatica, che anche in questo caso la Sardegna è una delle principali produttrici, seguita poi dall'isola d'Elba. E quindi anche dal punto di vista economico questo settore ha certo interesse. Quello che è da sottolineare è il fatto che ogni pianta, ogni erba non svolge solo una funzione, ma può essere impiegata nei più svariati settori. Faccio l'esempio del castagno. Il castagno, come stavo accennando prima, ha trovato impiego soprattutto in cucina per l'alimentazione, sia come castagne, ma sia anche come farina. Venivano scaldate, venivano macinate, ottenevano la farina e facevano il pane. Pane e gastanza, pane di castagna, come ricorda anche una poesia del Tonarese. Lui diceva pane e gastanza e terra cun lande, poi vedremo anche cosa significa questo. Però la castagna, al di là dell'uso alimurgico, il castagno, per essere più precisi, ha trovato pratico impiego nel campo della concia, perché la sua corteccia, raccolta in primavera, era tenera ed era ricchissima di tannini. I tannini avevano proprio la capacità di evitare che le pelli imputridissero, perché annullava gli effetti. Anche in campo conciario, in campo tintorio e in diversi settori. Dicevo Peppe Numereu, rivolgendosi proprio al castagno e ad altre, in una poesia che è intitolato Al medico Nanni Sulisi, diceva «Semus in tempus de carestia, de infamidade e de tirannia, como sos homines cascan che canes, gridendo forte querimus pane. Fammidos nois semus papande, pane e castanza e terra con lande». Pane e castanza l'ho spiegato,
si macinavano le castagne, si otteneva la farina e quindi si facevano le pagnotte. Terra Gunlande è riferito a un altro prodotto alimentare stranissimo che era proprio di alcune zone dell'Ogliastra, da Bauneia, Tertenia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi è stato rinvenuto anche in alcune aree della Barbaggia, in particolare nell'area di Teti, di Ovoda e di Tiana. Ne dà atto sia Langius nella sua opera e sia lo scrittore francese Gaston Vuillet. Di che cosa si tratta? In pratica venivano raccolte le ghiande o della roverella o del leccio. In alcuni casi si facevano abbrustolire e si otteneva la farina e quindi facevano il pane, la farina con le ghiande. In questo caso invece le ghiande andavano fatte bollire per circa 36 ore, sbucciate, e poi a queste si aggiungeva argilla che era stata prima ben impastata nell'acqua, si aggiungeva asciugadalgiu al contenitore dove c'erano le ghiande in cottura, si mischiava, quando l'acqua cominciava a evaporare come si rendeva soda e quindi facevano le pagnottine e le cucinavano. Terra Gunlande, le ghiande con l'argilla. Questa per dirne qualcun altro. Stavo dicendo prima che numerosissime sono le essenze proprie della flora sarda, all'attualità circa 2500, e ho spiegato anche come mai non è stato possibile elencarle tutte e trattarle, perché si tratterebbe di un lavoro enciclopedico. Tenete conto che sono 150 queste e un libro di 350 pagine. Portarne e elencarne oltre 1000-1500, insomma, sarebbe opera improba. E quindi mi sono limitato ad alcune. Come ho fatto la cernita di queste piante? Innanzitutto, in molti casi ho fatto riferimento all'uso comune nelle più svariate comunità, cioè una certa essenza trova impiego in numerosissime località, in qualunque settore, da quello limurgico, ripeto, a quello tintorio, conciario, officinale, eccetera. In altri casi invece si tratta di specie endemiche, anche abbastanza rare, che però hanno una loro importanza in date località e in date comunità. Per esempio la cacchile marittima, una pianta anche abbastanza rara che cresce nelle aree dunali e retrodunali. Un bel fiore che è chiamato bacchettone o ravastrello delle spiagge, è una pianta annua, carnosetta, fiorisce dagli inizi di aprile fino a tutto settembre, però in alcune aree, a seconda delle condizioni ambientali, riesce a fiorire anche per tutto l'anno. Trova impiego in campo alimurgico, viene mangiata, in campo cosmetico e nella fitoterapia. In cucina si usano le foglie, i germogli giovani e gli steli, che sono alquanto ricchi di vitamina C. Le foglie più giovani, quindi più tenere, vengono mangiate crude. Le altre invece, le altre parti possono essere anche utilizzate per farne delle minestre. Nell'industria cosmetica invece
vengono impiegati gli estratti della pianta per curare la pelle grassa e funzionano anche quali antiforfora dopo che fai lo shampoo, eliminano la forfora. Nella medicina popolare si usa invece la pianta intera, che va raccolta nel periodo della fioritura. Ha proprietà diuretiche, quindi aiuta il processo urinario, riesce a combattere i calcoli renali perché è, come ho detto, molto ricca di vitamina C, e veniva utilizzata anche per combattere lo scorbutto. Come ho detto, è una pianta non molto diffusa, però nelle aree dove cresce veniva impiegata fortemente. Un'altra pianta, questa però ha più ampia diffusione, è la malva silvestre, la malva selvatica. Sanarba o narbedda o narbighedda in termine vernacolo, anche questa è una pianta erbacea annua che fiorisce da aprile fino a tutto ottobre. È una specie abbastanza comune, diffusa ai margini delle strade, nei luoghi erbosi, nei prati incolti. Trova impiego in diversi settori. Per esempio le cime tenere vengono lessate, trovano impiego in cucina, condite con olio di oliva e sono di valido ausilio per combattere la stitichezza. Le foglie lessate, mischiate però anche con altre erbe, sono usate in cucina per farne torte salate e frittate. Trova anche impiego nella medicina popolare ed è utilizzata soprattutto contro le irritazioni delle vie respiratorie oppure in uso esterno contro foruncoli, emorroidi e ascessi. Un'altra specie particolare, però questa ha più limitata zona, è un fungo particolare che è chiamato il fungo di Malta. Fungo di Malta, Cinomorium coccineum, è una pianta parassita, non ha radici, non ha foglie e si attacca con la sua apparato radicale a quella delle altre piante per sfruttarne le sostanze nutritive. Fiorisce da aprile a giugno ed è propria dell'isola di Malta e poi è presente in Italia ma alquanto rara, è presente solo in Sicilia, in Basilicata e soprattutto in Sardegna. Anche questa è una pianta tipica delle aree costiere subsalse, è pianta parassita che sfrutta le sostanze di altre piante. Trova impiego nella medicina popolare come astringente emostatico per curare le coliche e le ulcere e in uso esterno contro le emorroidi e anche contro le emorragie uterine. In cucina viene consumata l'intera pianta perché in pratica è una sorta di fungo tutto polpa che è alquanto edule e commestibile. E trova impiego anche in campo tintorio perché il fusto, che è alquanto carnoso, viene utilizzato soprattutto nelle aree del Cagliaritano per tingere di un bel color marrone scuro che tende al porpora, al rosso porpora, i più svariati tessuti. Ci sono poi specie alquanto più diffuse, l'agrifoglio, Sarangiaresti su Sarase. Anche in questo caso trova impiego il legno, che è di particolare interesse ed è raro, viene utilizzato in ebanisteria.
In alcune aree si usavano i frutti tostati dell'agrifoglio quale succedaneo del caffè. Venivano usati, prima fatti seccare assieme ai semi e poi triturati. Le foglie, la corteccia e le radici estratte d'autunno invece trovano impiego nella medicina popolare perché hanno proprietà diuretiche, tossifughe e soprattutto erano di valido ausilio per combattere le febbri. Per combattere le febbri, in particolare le febbri malariche, trovava vasto impiego anche una pianta oggi rarissima, che è la Gentiana lutea, che troviamo soprattutto sui monti del Gennargentu. Ma il problema qual è? Veniva utilizzata, come diceva Armando, prima assieme alla digitale, che però, mentre la digitale veniva portata in tutta Italia, ma in maniera immensa, ha rischiato la scomparsa proprio, il problema della genziana è che le sue caratteristiche antifebbrifiche, veniva usata soprattutto contro la febbre malarica, è data dall'apparato radicale, dal bulbo, un bulbo bello grosso che raggiunge anche i 10-12 cm di diametro, si trova a una trentina di centimetri di profondità, e allora scavavano, toglievano il bulbo e lo vendevano, il che significava uccidere la pianta. Infatti, perché non avendo più il bulbo non c'era più pianta e quindi ha rischiato l'estinzione. Oggi infatti, seppure si ritenga utili contro queste malattie, si consiglia di non utilizzarla più proprio perché è a rischio di estinzione. E qui mi fermo. Va bene. Allora, chiudiamo la presentazione. Personalmente mi ritengo soddisfatto delle risposte e con l'augurio di un altro libro, aspettando questo libro dedicato alle erbe relative ai rituali magico-religiosi, perché sono particolarmente interessato anch'io come antropologo. Buongiorno a tutti.